Buonasera, buonasera, ci siamo? Facciamoci sentire un po', dai. Grazie. Grazie. Allora, come ho detto durante le prove, 1978, 79 e 80, il maestro Nino D'Angelo ha scritto una storia da Casoria, Pagina du Moon, è una cosa molto bella perché lui è vero poeta della canzone napoletana. Ma prima di fare la melodia, la canzone L'amore, si portò la sceneggiata all'epoca, negli anni 80, molto prima. Lui disse, vabbè, ma fa una canzone la sceneggiata. E hanno fatto questa canzone, che fa così. Vai! Così va via celebrità, scompare celebrità, perché lui non era convinto ancora, perché io conosco buono. Certo ragazzi, qua dobbiamo fare le melodie, a scrivere l'amore. A scrivere l'amore. Bene, scriviamo l'amore. Prendiamo uno a casa. Lui è stato uno dei primi a scrivere la melodia napoletana. Cosa è successo? È successo questo, vai maestro. Ha scegliuto a te. Con queste note musicali ha fatto innamorare milioni e milioni di persone. Oh no? È giusto? Abbassa, maestro. Lui ancora non condannato a scrivere ancora l'amore perché era tuosso. Faceva tanto successo. Vai maestro. Che veramente la gente si hanno sposate proprio. Regia, siamo pronti? Che si hanno sposati. Nasce un altro capolavoro d'amore. Un altro applauso, vai, che buono. Nino D'Angelo a Casoria, nella mia città, ha scritto questi grandi successi. Si state troppo chiare, ti si spiegato bene. Come si fa? Son che faccio finta. Come si fa a non amare Nino D'Angelo? Come non si ti fa? perdi. Abbassa. Fa come vuoi. Allora, se non si emoziona con un brano di Nino D'Angelo, per me non ha sentimento. Se non si innamorano di questo personaggio, non hanno un cuore. Per me, pensa anche per voi, o no? Applausi, grazie. Poi apriamo la sigla, perché oggi lui si presenta con una sigla che ha scritto, dedicata al pubblico. A Rovava, Stadio San Paolo, Piazza Palermo, Gemani, a cantare questa sigla. Perché lui in questa sigla racconta un po' la sua storia. E questa sigla, che tu conosci bene, non è quella sigla attuale, è una sigla particolare che nasce da un grande maestro, Enzo Cinema. Un applauso a un grande maestro, poi si abbia concetto. Vincenzo Cinema, certo maestro, ha già fatto il testo, dedicato al suo pubblico. E la canzone fa così, non può mai sbagliare. Mio caro pubblico, vi voglio bene, vai maestro. E con questo inizia la serata. Da Napoli Futues. Forza! Che forza! Non dormire! Vai, non mangiate, stiamo fumando, vai che hanno... La regia ogni tanto fa un errore, però non lo stesso. Questo è dedicato al suo pubblico d'Angeliano, 40.000, 50.000 persone, Stadio San Paolo, 40.000, Nino
Napoli VS canta D'Angelo 2023. Ok, sigla. Yo!